Avrei anche potuto evitare di parlare, però avendo io avuto altre occasioni per parlare, però essendo questo un confronto, io credo che sia utile anche confrontare i miei punti di vista con quelli che ho sentito finora. Devo dire che li ho sentiti con difficoltà perché io forse sto diventando anche mezzo sordo, ma mi fa piacere che pure lui abbia sentito la metà. Mi complimento anch'io per aver fatto finalmente questa iniziativa che è riuscita a quantomeno a prendere un pochino di tempo e provare a fare un di più di riflessione in un dibattito che era diventato ormai abbastanza insostenibile. Sono intervenuto anche perché mi pare di capire o di vedere che una parte importante di persone e di punti di vista che hanno partecipato a questo dibattito pubblico oggi non sono presenti in questa sala, quasi che si sottraessero o che si vogliono sottrarre a questo dibattito. Io non mi voglio sottrarre, quindi cerco di portare il mio punto di vista. Innanzitutto io penso che debba essere fatto tutto lo sforzo possibile perché si approvi una legge urbanistica buona, possibilmente molto buona, ma almeno buona. C'è ancora qualche settimana, qualche mese, quindi provarci è importante, è necessario, risponde alle necessità della società sarda. Una buona legge urbanistica, non una legge basta che sia per dire abbiamo approvato una legge, per poi pentirsene subito dopo o per stare lì a contare i risvolti negativi o per vedersela, come capita spesso, bocciata o ripresa dal governo e poi successivamente bocciata dalla Corte Costituzionale. Quindi una buona legge. Devo dire che il mio amico, ingegnere De Pascali, mi ha stimolato a questo intervento, perché ha detto, gliel'avevo già detto a Soru anni fa, che prima si fa il quadro e poi si fa la cornice, e quindi forse prima bisognava fare tante altre cose prima del PPR, essendo, pensa lui, il PPR la cornice di un quadro. In realtà, poiché siamo amici e spendiamo tanto tempo assieme, gli dico, sbagliavi prima e sbagli anche adesso. Perché, chiedo scusa, e fammi fare la mia battuta, perché così ci divertiamo anche. Lo dico subito, la prima legge che la Repubblica Italiana ha approvato è esattamente quella che qualcuno potrebbe chiamare la cornice, è la Costituzione. La legge più alta, i principi generali, proprio chi siamo, chi vogliamo essere, che cosa, la tutela dell'essere umano, il lavoro, la tutela di ogni religione, la tutela dello straniero, i principi fondamentali. Non è che ci siamo messi a fare leggi e poi dopo abbiamo ricorso ai principi fondamentali. Prima ci siamo messi d'accordo su queste 130 articoli più o meno, qualcuno è stato aggiunto. Prima ci siamo messi d'accordo su questo e poi tutto a cascata. E anzi ci lamentiamo come alcuni dei principi fondamentali non siano stati ancora sufficientemente attuati. Prima la legge fondamentale, sul governo del territorio è necessariamente la stessa cosa. Prima che cosa pensiamo del nostro governo del territorio e poi decidiamo come si fanno i piani urbanistici comunali, i regolamenti edilizi, eventualmente i piani di riqualificazione, persino i regolamenti di restauro, eccetera, eccetera. Ma prima che cosa vogliamo fare del governo del territorio? E anzi, nel dire che cosa vogliamo fare del governo del territorio, ci diciamo anche cosa vogliamo fare del governo del territorio per soddisfare al meglio le nostre esigenze di vivere su questa terra, su questa isola, e quindi soddisfare le esigenze dell'agricoltura, soddisfare le esigenze dell'abitazione, delle famiglie, soddisfare le esigenze dell'industria, senza fare dei PIP che poi siano vuoti, soddisfare le esigenze certamente del turismo, non soddisfare le esigenze
imprese di costruzione. Certo, se le norme edilizie le fanno le imprese di costruzione, magari uno può perdere di vista l'interesse generale e massimizzare il suo interesse privato. Ma se invece cerchiamo di tener conto degli interessi di tutti questi portatori di interessi, famiglie, agricoltori, industrie, turismo, allora le cose cambiano un pochino. E ancora, il nostro quadro generale, la Costituzione, all'articolo 41 ci dice, Berlusconi la chiamava una norma comunista, io la chiamo una norma di civiltà, l'iniziativa privata è libera in Italia. Poi dice, sì, però bisogna fare leggi e programmi che indirizzino l'iniziativa privata secondo fini di utilità sociale. Il PPR è esattamente quello. Un programma generale che indirizza l'attività privata, la libertà di costruire case a Cagliari, la libertà di costruire alberghi, la libertà di svolgere l'attività agricola, ma dentro un'utilità sociale. Per parlare sui temi di oggi, è quest'articolo che ha difeso Tuvicetto. Perché pensa che una necropoli punica, la più importante di quella storia lì, abbia un'utilità sociale, vada salvaguardata. E l'iniziativa privata libera si deve spostare un pochino e può essere esercitata altrove, liberamente. Ed è per questo articolo che questo PPR, che è stato attaccato per circa 1000 volte nei diversi tribunali amministrativi e Consiglio di Stato, alla fine ha fatto giurisprudenza e ha potuto cassare lottizzazioni, vecchie cubature in zona F e così via. Perché c'è un progetto, un'utilità sociale generale che deve essere salvaguardata, anzi è messa al primo posto da quell'articolo 41. Che dice l'iniziativa privata è libera, subito dopo, però. Quindi noi ci siamo dati una regola generale per soddisfare le diverse iniziative, forma di iniziativa privata che viene esercitata nelle nostre comunità, come ho provato a dire prima. Qualcuno ha usato parole molto belle, molto felici, è stato un momento bello di amministrazione pubblica, molto contestato, allora certamente oggi forse più capito maggiormente che in passato. Come prima cosa, gliel'ho già detto all'assessore, ho avuto modo di dirlo anche al presidente Pigliaro, mi sarei aspettato che avremmo messo tutta la Sardegna nella stessa posizione, cioè che saremmo riusciti ad approvare il piano paesaggistico regionale delle zone interne, e cioè per i tanti piccoli comuni che avrebbero avuto nel PPR non un problema in più, ma avrebbero avuto lo strumento di progetti nuovi, di una valorizzazione del loro territorio e di una organizzazione della loro vita economica e sociale più facile forse. Quindi, prima cosa avremmo dovuto fare, non l'abbiamo fatto, però adesso c'è la possibilità di farlo, c'è una promessa di farlo comunque entro questa fine legislatura e va bene, siamo qui, andiamo avanti. Perché occorre fare la legge urbanistica? Perché io sono tra i maggiori difensori della necessità di fare la legge urbanistica subito, ma non tanto perché la legge 45 ormai ha 28 anni, non tanto perché bisogna innovare, non tanto perché bisogna fare questo e quest'altro, no, perché l'articolo 14, mi pare, del PPR dice il PPR si attua, 2 punti a capo, attraverso l'approvazione dei piani urbanistici comunali. Il PPR si attua attraverso l'approvazione dei piani urbanistici comunali e se abbiamo delle norme o delle strumentazioni che hanno permesso di approvarne solamente 21 di piani urbanistici comunali, altri 20 forse ce ne sono che stanno arrivando nella pipeline, mi ha detto l'assessore, beh, vuol dire che quelle norme, quell'organizzazione, quella modalità di approvazione dei PUC vanno riviste profondamente, in maniera
che i piani urbanistici si approvino in tempi umani è che il PPR possa finalmente essere attuato. Se non ci sono i piani urbanistici, il PPR è solamente un vincolo. E non esiste il PPR, esiste le norme di salvaguardia del PPR, esistono le norme transitorie del PPR. Il PPR esisterà quando si approva il PUC. Se non c'è un PUC approvato, quando un sindaco si alza e dice non si può fare nulla perché c'è il PPR, bisogna avere la consapevolezza di dirgli tu stai facendo finta. Non si può fare nulla perché non ti sei preso ancora la responsabilità di far approvare un PUC. Perché una volta che c'è il PUC, qualcuno la vede un po' diversamente da me, ma una volta che si approva il PUC, il PPR se ne torna a Cagliari, io dico, e ci sono solamente le norme del PUC, semplici, facili, comprensibili da ciascuno. Certo, il PUC è approvato secondo gli indirizzi generali del PPR, ma poi è declinato per quel singolo comune, per quel singolo territorio e con le singole norme che interessano quel territorio e non tutta la Sardegna. Se è approvato il PUC, persino le norme paesaggistiche, come si chiamano, le competenze, diciamo, delle sovrintendenze, le competenze anche paesaggistiche vengono trasferite all'ufficio tecnico comunale. Per cui con una semplificazione importantissima, ulteriore. Non è così, va bene. C'è un articolo preciso che specifica, probabilmente non quello delle sovrintendenze, poi lo dice, io sono convinto del mio, infatti ci sono tanti comuni in Sardegna dove non si ha bisogno di venire a Cagliari a chiedere un'autorizzazione paesaggistica, perché la dà direttamente il comune o l'unione dei comuni da qualche parte. Non solo, ma lei mi può dare anche qualche minuto in più, perché capisco che il mio credo che interessi a loro e credo che interessi anche agli altri. Volevo ricordare, Presidente, alcuni imprenditori lo sanno, alcune imprese di costruzione lo sanno, diversi sindaci lo sanno. È stato fatto nel passato il SUAP, adesso questa amministrazione l'ha ulteriormente allargato meritoriamente, mi pare che si chiami SUAP, che significa che c'è uno sportello particolare dove se tu presenti un progetto e quel progetto è conforme alle norme urbanistiche di quel comune, non è vero che devi aspettare mesi o anni e avere amici e santi in paradiso, lo presenti, il tuo ingegnere te lo certifica in qualche modo e se non ti rispondono entro una certa data, non so quante settimane siano, cioè sicuramente meno di un mese, inizi a costruire e costruisci. La Sardegna è stata all'avanguardia nel PPR, ma anche nel dare credito ai privati che dichiarano di rispettare le norme. Certo, se io volessi costruire oggi a Cagliari, per fare un esempio, dove non è stato ancora adeguato il PUC al PPR, volessi costruire e ci sono le norme di salvaguardia del PPR e non sappiamo niente di questo stato di diritto, ma chi si prende la responsabilità di iniziare a costruire senza avere una concessione edilizia? O se voglio costruire in qualunque altro comune della Sardegna e non ho il PUC approvato al PPR, ma qual è l'ingegnere che possa certificare, dare certezza di diritto a una qualunque iniziativa privata? Nessuno. Ma andate a chiedere a San Luri, a Olbia, nei tanti comuni dove invece i PUC sono stati approvati ed è facile capire cosa si può fare e cosa non si può fare. E allora se approviamo i PUC, chiunque avrà la possibilità di fare quello che può fare nel giro di un mese. E quanta economia mette in campo questa cosa qui? E quanta civiltà c'è in questa certezza di diritto, la possibilità di fare quello che posso fare, non di più.
ma fare quello che posso fare, sapere di poterlo fare subito. Ed è scritto chiaro, non in una enciclopedia, ma in un regolamento edilizio di un singolo piano urbanistico comunale, che tutti capiscono. Ecco perché sono per semplificare la procedura di approvazione del PUC, per cui quelle norme di semplificazione sono state tentate, ci sono alcune cose, in realtà io ho anche detto, state attenti che in questo modo, anziché accorciare, state allungando. So che c'è la buona volontà di farlo. Se abbiamo approvato un piano paesaggistico regionale in 18 mesi, lo dico anche al direttore Sanna con cui ho avuto modo di parlare, se abbiamo approvato un piano paesaggistico regionale in 18 mesi, io credo che si possa approvare il PUC di Gono-Scodina in 12 mesi. Credo che debba essere doveroso approvare il PUC di Uras in 12 mesi e di qualunque altro paese della Sardegna, anche perché quelli più grandi ne stanno parlando ormai da 10 anni, o 20, o 25 come ad Alghero, e quindi se non lo vogliono approvare glielo approviamo noi. Quindi un supplemento per fare in modo, per essere sicuri che tutti gli endoprocedimenti, lo diceva lei, ingegnere Poccanzi, non è che si debbono portare avanti uno dopo l'altro, prima uno, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque, non è così, partono tutti assieme e si devono concludere tutti assieme. E allora ci riesce in 12 mesi, perché in 12 mesi si manda anche l'uomo sulla Luna più o meno, e quindi si può anche approvare un PUC se c'è la buona volontà. In realtà tutti sappiamo che certi PUC non si sono approvati, anche e soprattutto nelle fasce costiere, perché le cubature le hanno già tutte consumate e quindi non avevano voglia di certificare che non c'è più trippa per gatti. Finisco. Dell'articolo 43 ne abbiamo già parlato, io so che, no, e quindi non spendo neanche un secondo perché so che la Giunta l'ha tolto dal campo. Quindi non ci perdiamo tempo, non esiste più, dal mio punto di vista non c'è nulla che può essere modificato o migliorato, non esiste. È una modalità di modifica del PPR a sportello, è nato male, insomma, quindi se oggi si vuole andare avanti bisogna metterlo da parte. Così come trovo molto appropriato, l'ha ricordato qualcuno, mettere da parte l'allegato 4 che di fatto, magari inconsapevolmente, ma per ogni metro lineare di spiaggia portava i metri cubi realizzabili da 60 a 75, ergo 25% in più. E quella sì, effettivamente una colata di cemento gigantesca in Sardegna, sia nelle zone dove non c'è proprio bisogno perché ancora non si è costruito, e sia invece nelle zone dove le cubature si sono già consumate e si vorrebbe ulteriormente consumare. Quindi 43 e A4 non c'è più. Sull'articolo 31 io non mi dilungo, ne avete parlato, quest'idea di lasciare un piano casa aperto sempre, ma da una parte che bisognerebbe evitare, quindi bisognerebbe dare dei tempi contenuti forse, ma la concretezza ci dice anche, ce l'ha ripetuto qualcuno, che forse gli alberghi che ancora non si sono adeguati sono una novantina in tutta la Sardegna, e piccoletti, e quindi forse un po' di giustizia e di uguaglianza anche per loro ci può essere. E così come ce li abbiamo questi alberghi, li vogliamo buttare giù, o li vogliamo far deperire, o li aiutiamo a stare sul mercato? Questo lo capisco. Quindi 43 a 4 sono fuori, questa roba qui la discuterete, troverete il Consiglio regionale, troverà le soluzioni migliori che tengano conto di questa norma fondamentale che ci siamo dati ormai da tantissimi anni, ma anche dell'esigenza di questi alberghi esistenti di non farli chiudere. Poi abbiamo detto che queste norme devono servire a uno scopo. Sul turismo, peccato che non ci sia neanche oggi Barbara Algioras, perché ricordarci sempre che idea di turismo abbiamo e che fenomeni stanno accadendo nel turismo, dai bed and breakfast agli affittacamere, eccetera, eccetera, sarebbe importante. Così come il presidente della Confcooperative ci ha detto che l'agricoltura non la fanno altre casette in mezzo ai campi, sono un'altra storia. La Sardegna è piena, purtroppo anche il mio paese, di finte unità d'appoggio, di finte magazzini, di finti garage, che non servono a nulla all'edilizia, servono a una cosa che sembra utile, ma in realtà non è utile a nessuno.
La campagna deve essere salvaguardata per quello che è. La fonte di sostentamento, la fonte del cibo è importante oggi e sarà ancora più importante nel domani. Noi abbiamo già purtroppo un'abitudine atavica a continuare a affettare, per cui abbiamo tutta la Sardegna, tu vedi gli altri paesi dall'aereo, vedi estensioni, ma mica negli Stati Uniti, in Belgio, in Francia, in Germania, non parliamo nei Paesi Bassi dove se sciuppi un metro di terra ti uccidono, ma voglio dire, la terra agricola è terra agricola, da noi è tutta tagliata a pezzettini, per la maggior parte incolta, non si riesce più a recuperarla ai fini produttivi. Adesso la disseminiamo anche di casette, vuol dire che abbiamo avuto la grazia di Dio e la prendiamo a pedate. Quindi stiamo moltissimo attenti a quello che facciamo per salvare la destinazione produttiva, agricola della campagna. Lotto minimo, sono tutte abusive, fanno finta di avere dei piani di conduzione aziendale, ma in realtà non ce li ha nessuna. L'ultima cosa, ho terminato davvero, sono d'accordo col sindaco Arca. 170 pagine sono troppe. Un buon legislatore sa che le norme devono, lui dice, è più grande del contratto tra la Merkel e l'SPD, Germania, probabilmente è più grande della Costituzione, sicuramente, come numero di parole, più grande di leggi importanti, fondamentali, generale ed astratta, più specifico e più mi mancherà qualcosa che non è specificata e che magari non si potrà più fare. Bisogna avere la capacità di essere generali e astratti, non può servire a risolvere il problema di Tizio, di Caio, di Sempronio e magari creare un fastidio invece a Giuseppe che mi è antipatico. Generale ed astratti, se è così sarà molto più semplice e molto più leggibile. Quindi io te lo chiedo ancora, Assessore, facciamo tutti uno sforzo di venirci incontro, no? Non è necessario che la vostra articolazione dei diversi titoli debba essere necessariamente quella. Non può essere che il PPR mi pare che compaia a pagina non so quanto, no? Sarebbe dovuta comparire in prima pagina. Ci sono delle incongruenze che possono essere sistemate, ci sono delle cose che possono essere nei regolamenti edilizi, ognuno per il proprio comune, ci sono delle cose che potranno essere anche oggetto di decretazione da parte dell'assessore in futuro. Ci sono diversi livelli della legislazione e li dobbiamo usare tutti e non fare un eccesso di normazione in questa che invece è una legge fatta per durare e deve essere chiara, comprensibile a tutti è capace anche di rimanere, non essere rimessa in gioco continuamente. Scusatemi se ho preso un pochino molto tempo, ma l'ho fatto in maniera costruttiva.